Vai qua. No, porco cane, mi dai sta pallina. Ah già. Il mio diten, via, distante. Via. Anzi, ferma lì. Ah, mancata. Ma prima l'aveva preso il primo colpo. Vieni qua, bella ciapeta. Sti cani. 1, 2, 3 cani. Brava! Non c'è niente, lei c'era su col taglierba, guarda che roba. È ossessionata proprio. Guarda. Dai, vieni qui! No, che non vorrei glielo danneggiasse, gli facesse qualcosa. Non si sa mai. Mata! Amy! Gira! C'è Gaia. Brava! E vedi, lei qualsiasi cosa però è sempre obbediente, cioè parte tipo per un cane o roba del genere, la chiami e torna indietro. No, è un spettacolo sto cane, veramente un spettacolo, sempre stato un spettacolo. Adesso stiamo controllando che la pompa anche funzioni correttamente, che sia tutto a posto. Io spero sempre che non sia rogne a livello, diciamo, fisico. Allora, intanto non si sa chi aveva invertito la polarità della corrente della pompetta, quindi per cui girava al contrario, quindi non girava l'acqua nel senso in cui doveva girare. Vedi, la procedura di spurgo non è certo cosa semplice. Io adesso sto procedendo alla rimozione di tutti i pannelli sotto. Beh, adesso è buio, forse la non vedi, però aspetta, scusa un attimo, io ritirerò la luce, uso la luce, vabbè, dai, porta pazienza, dai, madonna. E vedi, perché dopo togliamo quel termo lì, qui è dove ci andrà il frigo, e ci colleghiamo direttamente il tubo, e dovrò aprire anche qua sotto perché come hai visto il termo continua, purtroppo non è solo lì. Qui siccome la storia è un pochino lunga, adesso Marco è andato a prendere del tubo perché ci colleghiamo una pompetta a 220 di una caldaia, diciamo, grande, in modo da velocizzare un po' tutto il sistema di spurgamento. Praticamente la caldaia va in blocco perché non riesce a circolare l'aria, no? E quindi rileva troppa temperatura lì e si spegne. Poi si riaccende perché noi avevamo impostato la temperatura tot e poi si rispegne come si sospettava, insomma, ecco. No, non ci credo. Praticamente per smontare un pezzo di termetto devo smontare tutto il mobile, perché non è solo la parte sopra ma continua anche sotto, quindi devo smontare anche sotto. No! No, tranquillo, non sono versi sessuali, se Marco devo tirare fuori il tubo. Punto bestemmia, siamo arrivati a un punto che adesso il liquido non gira, probabilmente pulendo si è staccato, diciamo, dello sporco e ha fatto tappo da qualche parte. Adesso Marco prova a smontare un attimo lo scambiatore, a vedere lì sotto com'è la situazione. Speriamo bene, Italia, incrociamo le dita, ragazzi. Purtroppo il brutto dei camper è che quando devi arrivare in certi punti devi smontare metà camper. Buon risolto Italia, il Marco ha stroppato il tutto, beh oddio no, è destroppato, esatto, che non ti insegno sbagliato. Destroppato nella lingua originale, ossia nel veneto, significa tipo esatto. Ecco, vedi, al momento Marco è quello che conosce più di tutti i pulmin, perché è arrivato addirittura all'intimo, che se riesci, no? Le mutande mie, è l'intimo nel senso dietro ai mobili, no? Cioè dove di solito non si vede. E un'altra cosa positiva e interessante è che andando ad agire là dove adesso c'è Marco abbiamo trovato lo scambiatore, che è quella cosa che permette al motore di scaldare anche la parte cellula, quindi i termi e l'acqua calda, no? E era chiuso ovviamente, e quindi dopo, una volta finito tutto, lo apriamo, perché per me non è assolutamente una cosa indispensabile, però insomma è carino già che c'è, no? Che tu corri e già ti scaldi l'acqua calda, i termi, figata. Ecco, adesso siamo curiosi, vediamo cos'è che c'era che si bloccava tutto.
Vediamo. Beh, già vedo pezzettini di roba dentro il secchio. Adesso vediamo, una volta buttato tutto, vediamo cosa resta nel filtro. Un altro secchio. Però aspetta, pausa intanto un attimo. Guarda sta roba, no? Che raccoglie i fili con l'avvolgitore del compressore De Marco, no? Ma perché non inventano una roba così sui camper, scusa? Cioè una roba interna nella parete che tu apri lo sportellino, tiri fuori la presa della corrente, te la allunghi e ti attacchi alla colonnina, no? Cioè, ma tu te mi vuoi inventare? Plastica. Pezzo di plastica. Sì. Un pezzo di plastica. Ecco, vedi, adesso Marco sta spurgando il termo, che praticamente girando quella levettina che di solito si trova nei termi più alti butta fuori acqua, e butta fuori aria, e quando inizia a buttare fuori acqua tu chiudi. Italia ci sta facendo danare, soprattutto Marco. Praticamente, se ho capito bene, siamo arrivati al punto che i tubi sono liberi, no? Quindi l'acqua circola completamente, entra ed esce per tutta la tubazione. La pompetta anche funziona, però non gira l'acqua correttamente, il che fa sì che la stufa va in, diciamo, protezione, si spegne perché c'è troppo caldo, e difatti l'acqua che gira è fredda, non è calda, cioè l'acqua è liquido. Riassunto attuale: allora, questo è il secondo ciclo con il liquido per pulire l'impianto dei termosifoni, no? Si è bloccato un'altra volta, adesso abbiamo smontato perché ha di nuovo rismosso altro sporco che è andato a fare tappo, quindi sì, c'era il degheio di spazzuria dentro tutto l'impianto. Adesso bisogna pulire tutto finché funziona, e una volta assicurati che tutto funziona perfettamente si cambia quel liquido con il liquido corretto, quello per l'utilizzo normale. Riaggiornamento: allora, siamo andati fuori a svuotare di nuovo il liquido, no? Quello per pulire. Sembrava non ci fosse niente, noi lo stiamo passando su un passino, ossia un imbuto col filtro, e non scendeva più liquido dal filtro. Sembrerebbero tipo delle briciole metalliche che poi si compattano, si uniscono e fanno da tappo. Quindi sì, non sembrava, però effettivamente ha bloccato anche questo imbuto. Questo è sempre liquido per pulire. Ok Italia, noi continuiamo domani. Comunque intanto il problema l'abbiamo identificato, va da questa parte qui, ok? Qua c'è un termo, il termo scalda, va benissimo. Poi il tubo va fuori, cosa strana, va letteralmente fuori dal camper, cioè il tubo del riscaldamento che passa fuori dove c'è freddo proprio, non è neanche isolato né niente, e quindi non butta acqua qui. Quindi domani andiamo fuori e vediamo.